Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bancarotta fraudolenta, con questa accusa l'imprenditore Mimmo Barile, ex presidente della Fondazione Field, è finito ai domiciliari, sequestrati beni per 2,5 milioni di euro. Vediamo. Era già finito sotto inchiesta e condannato in via definitiva dalla Cassazione per peculato a 4 anni per un ammanco da 500.000 euro alla Fondazione Field. Adesso Mimmo Barile, imprenditore del settore alberghiero ed ex presidente della società in house della Regione Calabria, torna ai domiciliari, questa volta con l'accusa di bancarotta fraudolenta. L'ordinanza gli è stata notificata questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, che hanno anche sequestrato 2,5 milioni di euro nei confronti di 3 società gestite dall'imprenditore. L'inchiesta riguarda il fallimento di una società operante nel settore alberghiero. A Barile facevano capo 2 rinomate strutture ricettive di Cosenza e provincia. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, il dissesto finanziario della società e il depauperamento del suo patrimonio sarebbe stato determinato da continue e ingiustificate distrazioni di denaro messe in atto dai soci in favore di loro congiunto oppure sotto forma di finanziamenti per le altre società del gruppo. Eppure la società fallita fin dagli anni 90 aveva ottenuto cospicui finanziamenti regionali, ma nonostante ciò aveva debiti nei confronti di banche, fornitori e società di leasing. E così le Fiamme Gialle, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, hanno controllato conti, documenti, effettuando accertamenti sui movimenti di denaro. Indagini che hanno portato all'emissione del provvedimento eseguito oggi nei confronti di Barile, che già nel 2013, lo ricordiamo, era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Field. In quell'occasione l'ex presidente si era impegnato a restituire il denaro, i 500.000 euro che mancavano dalle casse dell'ente in house, presentando però una fideiussione che era risultata falsa.